Alemagna chiusa per 2 settimane, installiamo i sensori di sicurezza. La decisione è stata presa nel vertice che si è svolto ieri al centro coordinamento soccorsi presieduto dalla prefettura. Stiamo ovviamente parlando della frana che si è verificata tra San Vito e Cortina, l'emergenza in montagna, ed è con questa notizia che apriamo la rassegna stampa di venerdì 4 luglio. Ci sono anche diverse fotografie che mostrano i mezzi all'opera appunto per sistemare, per liberare la zona dalla frana. Mentre ieri a Belluno si è svolto un nuovo vertice al centro coordinamento soccorsi al quale hanno partecipato la prefettura, la provincia di Belluno, la regione Veneto, l'ANAS, l'ARPAV, la protezione civile e i vigili del fuoco, sotto la Croda Marcora i lavori di rimozione dei detriti sono proseguiti in attesa delle nuove precipitazioni previste per i prossimi giorni. L'articolo a firma di Alessandro Michielli. La statale 51 di Alemagna resterà chiusa al pubblico almeno 2 settimane a causa della colata detritica scesa dalla Croda Marcora. La strada sarà aperta in caso di emergenza e con buone condizioni meteo solo ai mezzi di soccorso. È questa la decisione presa durante il vertice che si è svolto ieri mattina al centro coordinamento soccorsi di Belluno, al quale hanno partecipato prefettura, provincia, regione, ANAS, ARPAV, protezione civile e vigili del fuoco. E appunto in queste 2 settimane verranno allestite le strumentazioni tecniche che consentiranno poi di transitare in condizioni di sicurezza, afferma il prefetto di Belluno Antonello Rocco Berton, e quindi pluviometri e altre tecnologie. Sarà una situazione simile a quella del Fadalto. Il prefetto chiarisce che non ci saranno altre deroghe di transito lungo il tratto colpito dalla frana per questioni di sicurezza. Per il momento le persone dovranno continuare a percorrere la viabilità alternativa, prosegue Rocco Berton, quindi Tre Croci ad esempio, viabilità delle Tre Croci che ieri verso le 21 è stata compromessa da un tir in panne che è stato soccorso da un autogru dei vigili del fuoco. E appunto, come dicevamo, saranno installati anche dei sensori. Ad installare la telecamere e i sensori sarà la ditta vicentina Axatel, la stessa che era intervenuta sul Fadalto. Oggi stesso ci dovrebbero essere nuovi sopralluoghi per individuare le aree dove realizzare i basamenti per poi installare le macchine che saranno connesse ad una rete in grado di aprire e chiudere automaticamente la strada nei punti strategici per la viabilità come Cortina e Tai di Cadore. La sagra di Cortina annullata per la frana, anche questo un altro provvedimento. Il comune Ampezzano ha emesso un'ordinanza che sospende la fiera, mentre il Palio dei Sestieri si svolgerà regolarmente. E poi ancora siamo sempre sulle pagine che riguardano l'emergenza meteo, l'emergenza frane. A Borca di Cadore, Cancia ritorno a casa annunciato e annullato. Ieri mattina sembrava pronta la revoca dell'ordinanza, poi una nuova precipitazione ha fatto rimandare tutto. L'articolo è di Francesco Dalmas. Ancora acque sulla Val Boite e ieri il sindaco di Borca di Cadore, Bortolo Sala, non se l'è proprio sentita di firmare l'attesa ordinanza per il rientro nelle proprie case delle persone evacuate circa 2 settimane fa. Le voci dell'imminente firma si erano sparse, per la verità ieri in tarda mattinata, prima della precipitazione. Quando è arrivata, i diretti interessati hanno capito che non potevano illudersi. Riscontrerò domani, oggi, se esisteranno i presupposti per sospendere l'evacuazione, ha detto ancora il sindaco. Andiamo avanti sempre qui sul Corriere, cambiando argomento. Si parla dell'emergenza caldo, i sindacati, non c'è attenzione per i lavoratori, all'Epta Costan scatta lo sciopero di 8 ore. Tra i motivi della protesta il mancato aumento salariale dell'1,3% e le tardive soluzioni ai 39 gradi nello stabilimento, e ne scrive Paola Dallanese. Sciopero di 8 ore oggi dei lavoratori dell'Epta di Limana e neanche una settimana dall'Epta Family Day che negli intenti dell'azienda doveva servire ad aumentare la fidelizzazione dei dipendenti. E appunto sono diversi i motivi che hanno portato allo sciopero, a cominciare dalla scelta dell'azienda di voler assorbire nel super minimo di 300-400 addetti l'aumento stipendiale previste dal contratto collettivo nazionale, per continuare poi con le scarse o quasi nulle attenzioni al benessere dei lavoratori alle prese in questi giorni con temperature elevate e quindi in difficoltà per il caldo, spiegano i sindacati. Continuiamo sempre qui
con la lettura del Corriere. A pagina 24, le pagine dedicate al territorio di Feltre, si parla della manifestazione Feltre di sera, negozi aperti ma le adesioni sono in calo, 6 serate da domani, in coincidenza 6 serate da stasera, a dire il vero, in coincidenza con i saldi di fine stagione fino alle 24, in programma anche eventi e spettacoli con band dal vivo e artisti di strada, ne scrive Laura Milano. La flessione di adesioni da parte degli operatori del commercio non ha influito sulla scelta del comitato con Feltre nel cuore, che con il nuovo presidente Stefano De Marco ripropone un'estate di eventi di qualità grazie alla preziosa regia di Fabio Giudice, per mantenere o riaccendere l'interesse a comprare nei negozi di Feltre, dove i prodotti si vendono, si sentono e si va a colpo sicuro, e non di click su una tastiera a scatola chiusa con l'online. Feltre di sera, iniziativa riproposta per 6 serate a partire da domani in coincidenza con i saldi di fine stagione, si rinnova con l'auspicio, come hanno detto l'assessore Alberto Curto e il nuovo presidente del comitato dei commercianti De Marco, che si torni ad apprezzare il negozio fisico e il rapporto diretto con chi gestisce. E ancora andiamo avanti sempre qui sul Corriere delle Alpi. Caner prenotazioni anche per lo sci. L'assessore regionale plaude al modello 3 cime e lo valuta per l'inverno. Cortina al lavoro sulla gestione dei flussi. L'articolo è a firma di Francesco Dalmas. Il modello 3 cime di prenotazione, quindi di numero programmato degli accessi, è replicabile in altri siti dolomitici, ma, afferma l'assessore al turismo Federico Caner, lo è anche per la stagione dello sci, almeno per determinati periodi di maggiori ingressi e per determinate stagioni sciistiche. È la reazione con cui l'esponente della giunta Zaia accoglie la disponibilità del Ministero del Turismo a valutare positivamente la proposta di alcune aree sciistiche. Quindi modello che da Caner è stato definito replicabile sia in altre stazioni, sia in altre zone, ma anche nella stagione invernale. Ci spostiamo al Gazzettino dove c'è una notizia che riguarda la biblioteca civica, l'articolo a firma di Giovanni Santini. Ricordiamo che lo storico direttore Giovanni Grazioli pochi giorni fa è andato in pensione e la nuova direttrice sarà Laura Pontin. Vita nuova in biblioteca, si legge nel titolone, Laura Pontin direttrice. La nuova direttrice della biblioteca civica di Belluno si chiama Laura Pontin, arriva da Feltre dove da anni lavora in seno alla locale amministrazione comunale, è giornalista, pubblicista ed esperta in storia con una preparazione e una passione particolare nell'ambito dei beni culturali e dell'araldica. Sono felicissima, dice la nuova direttrice, che scopre al telefono di essere risultata la vincitrice del concorso per ricoprire il ruolo da qualche giorno rimasto vacante a Belluno. Ma non mi faccia dire di più, sono felice perché prepararsi a un concorso vuol dire investire tanto in un sogno e io ho sempre amato la cultura e i libri. Oggi poter lavorare in quest'ambito è davvero un sogno. Classe 76, Pontin si è laureata all'Ateneo di Venezia in conservazione dei beni culturali, indirizzo archivistico librario. All'attivo un lunghissimo elenco di pubblicazioni. La sua ultima fatica, Tracce di pietra, gli stemmi medievali del territorio feltrino. Dal 2016 lavora al comune di Feltre e appunto ieri ha saputo di risultare la vincitrice del concorso come nuova direttrice alla biblioteca di Belluno. Pontin prenderà il posto di Giovanni Grazioli, da qualche giorno ormai ex direttore della Civica. Per questo è stato necessario sostituirlo tramite un concorso che è stato gestito dall'Unione Montana Feltrina. Quindi novità in biblioteca a Belluno. Continuiamo qui sul Gazzettino. Siamo in una pagina che riguarda il territorio di Rivamonte a Gordino, il ritorno a casa di Paola Del Din, eroina di 102 anni, nata a Pieve di Cadore ma d'origine a Gordini, domani visiterà le sue radici, la testimonianza alla popolazione alle ore 18 alla Casa della Gioventù. E ne scrive Claudio Fontanive. All'età di 102 anni raggiungerà la tanto amata Rivamonte per rivedere i luoghi d'origine e incontrare la popolazione locale. Stiamo parlando di Paola Del Din, straordinaria figura della resistenza italiana e medaglia d'oro al valor militare. Le origini della sua famiglia erano proprio del piccolo paese a Gordino, anche se Del Din nacque a Pieve di Cadore nel lontano 1923.
Conosciuta con il nome di Battaglia di Renata, è stata la prima donna paracadutista italiana a effettuare un lancio operativo durante il secondo conflitto mondiale, operando con coraggio nella brigata Osoppo e collaborando con lo Special Operation Executive britannico. Per le sue gesta eroiche è stata inserita della massima onorificenza militare italiana e recentemente è stata ricordata anche dal Re Carlo d'Inghilterra durante la sua visita ufficiale in Italia. E appunto domani alle 16 nella sede della Casa della Gioventù di Rivamonte la popolazione avrà l'occasione per ascoltare la testimonianza diretta di una protagonista della storia italiana. E ancora, chiudiamo con questa notizia perché qui ci sono appunto quelle che riguardano Cancia. Gli sfollati potranno tornare non torneranno a casa. Il Corriere delle Alpi è più aggiornato perché appunto si dice che il ritorno alla normalità, rientro nelle case, è posticipato e invece è confermato l'annullamento della sagra d'Ampezzo. Andiamo così a chiudere la rassegna stampa di oggi. Grazie a tutti come sempre per l'ascolto, un buon venerdì, una buonissima giornata e a prestissimo.